averti dietro, l'effetto è quello. Cioè? Broccoli e uova. Broccoli e uova. Broccoli e uova. Una miscela esplosiva, insomma. Sì, no, ma poi ci voleva un po' di, come si dice, come si chiama quella cosa che fa esplodere la cosa? Una miccia? Dai, no, la miccia, beh, può essere anche la miccia, ma è più... Un detonatore? Accelera. Beh, facciamo un detonatore, dai. Un bel pezzo di tiramisù finale. Bello, dopo. Che guardi la combinazione come se... No, secondo me... Allora io non ho capito se te con questo sistema vuoi ricreare un Big Bang o se vuoi dare seguito, anzi inizio ai fuochi d'artificio migliori mai visti nella vita della storia. No, sai che io ho comunque un animo molto placido, pacifico. Sì. Subisco queste cose, le subisco. Sì. Io non vorrei proprio niente di tutto ciò, ma so anche che c'è un fondo di sanità a cui non vorrei rinunciare. Ecco, questo è. In che senso un fondo? Salute, un fondo di salute, di capito, in quel senso di sanità, sanificazione, mettiamolo, non dell'ambiente, questo no, dell'ambiente no, ma dell'interni sì, ecco, mettiamola così, ma sorvoliamo Sì, per l'appunto. che ci abbiamo pure i carburanti, sorvoliamo. Non corre troppo che ci sono i pali della luce, ma sorvoliamo. Signore. Comunque dai, mia mamma ha sempre il turbo. Ah sì? Stasera che ne ha infiato 3. Tipo? Tipo, allora, che domani è giovedì. Mamma, è lunedì, oggi cazzo! Ah no, prima che io gli dicessi lunedì fa, io la guardo e fa, ah no, sei mercoledì. Io la guardo, ah no, sei martedì. Mamma! Calmate, ho detto cazzo! Sì. È proprio come se fosse partita in corsa. Ma sei sempre di corsa. Dopo adesso darai il connubio, pastigliette. Il connubio pericolosissimo, che sai come che sia. Stasera che telefona una suora. Carinissima, che ho conosciuto anch'io perché veniva a trovare sempre mia zia. Mia zia aveva un bel rapporto con questa suora, le ha regalato un sacco di cose, cotone, centrini, cose così, no? E questa suora per la prima volta ha telefonato a mia mamma dopo quello che è successo. Beh, dovevi sentire mia mamma com'era il telefono. Cioè, completamente dimentica che aveva perso la sorella. Perché ha smesso un minimo di dispiacere. Se no, delle parole. Sì, abbiamo avuto un mese un po' duro, chi più chi meno, però adesso dai, ne siamo venuti fuori. Con un bel tono, sai, quello tonico, rassicurante. Questa qua, infatti ha messo giù subito. Ma non ci crede nessuno, cazzo, lo vedo solo io. No, questo è l'antidepressivo comunque. È l'antidepressivo, ma è anche lei comunque. Diciamo che questo è un suo carattere che vedo molto accentuato con l'antidepressivo. Ma vabbè, cioè, possiamo fare tanto. Io veramente. Ti conviene stare attenta perché costando domani mattina si può svegliarsi stanotte alle 3 di te sveglia su alza che cosa da baltar casa, che cosa dentro tutto che se sabo. Ma certo, ma che anni fa, il 29 ottobre, erano tutti intorno al tavolo di sopra, un po' sbigottiti perché ci guardavamo e dicevamo quale sarà l'occasione di questo grande incontro al vertice, capito? C'eravamo tutti. Il mio compleanno. Un mese prima. Io ho detto fate finta di niente. Accetto i vostri auguri. Vi prego, non femo il bis. Il 29 novembre lasciatemi
Dio. Perché mia mamma non vede l'ora di avere occasione di vedere mio fratello, no? Per cui immagino che Si agganciava avanti. ho detto, ma fra poco che sei il compleanno di Attusa, ecco, E si agganciava avanti, appunto. minchia se sei andato avanti, sta malissimo. Dico, ma sempre un mese? Nipoti, tutti quanti che sei arrivati, cos'è? Sì, anche stasera poi in realtà una come fratello, di cui non ti so dire i dettagli, ma da quello che ha detto lui, come sento le telefonate, da quello che ha detto lui ha detto no, perché passa Veneto se lo bevuto oppure quindi deve avere broccata una anche con lui. Quindi notevole. Come per sapere che go bevuto, se go bevuto? No, perché la cosa che gli stava dicendo era così fuori dagli schemi, da tutto, no? Che ho detto, ma capivo se che c'era un cammino. Sì, fa, ecco, e siamo d'accordo su quello che abbiamo deciso, no? Sì, ecco, no, Passarelli non avevo insomma, nel senso, no? Quindi c'era insieme, capire che era detto e aveva fatto pressione sulla roba che c'era anche insieme. Io dovrei mollargliela lì per un paio di mesi a mio fratello, no? Ma quotidiana, Sì. con pranzi e cene comunitarie. Comunque dai, è finita anche questa giornata, adesso io sono venuta giù, le cagnolini hanno fatto un giretto, dopo le porto giù per l'ultima piscettina e poi 15 secondi di mini e non mi cava nessuno. Stasera ho deciso. Sì. Beh, per carità, che te mi ha fatto ridere, cazzo. Non ci resta che ride. Beh, è una buona Anche cosa. se gli stranieri non ci capiscono, noi ci capiamo e voi, che vuoi fare? Poi non solo ridere sotto i baffi. Letteralmente. Dico cavai un po', ma perché stamattina non si veniva un trip, questo, madonna ma che baffi, dico. E allora ho preso la cosa, la pinzetta di mia mamma, no, che di sopra ho cominciato a toglierli, ma ci hai fatto tutte, con proprio sto ombreggiamento, che proprio fastidio. Ci vuole una bella ceretta. Ci vorrei una ceretta, ma non vado a fare una ceretta solo per i baffi. Beh, quando ce la vediamo te la faccio io, se vuoi, ce l'ho. Certo, come la fai te, ma magari cico. Prima bisogna che mi tocca 40 giorni di Xanax. Anche me forse. Sì.